Settore strategico per il nostro territorio, 7 miliardi e 7 di produzione nazionale, oltre 10 miliardi di export agroalimentare. L'agricoltura è un asset fondamentale del Veneto e oggi siamo qui anche per celebrare l'innovazione, la capacità di sviluppare politiche di economia circolare per guardare alla sostenibilità. Una storia che deve ancora essere scritta, quella dell'agricoltura, che continua verso il futuro e oggi è un segnale importante e sono felice di essere qui. Qualche idea politica per un cambio di marcia o una strada già intrapresa che va continuata? Sicuramente tante iniziative sono già state realizzate, ma si può guardare avanti sempre con lungimiranza e garantire, qui siamo anche tra giovani agricoltori, un rifinanziamento del fondo primo insediamento, quindi un abbattimento poi dei costi burocratici, delle pratiche per l'accesso ai fondi di rotazione, dei fondi di garanzia e soprattutto anche una valorizzazione dell'agricoltore come custode del suolo. Oggi abbiamo la necessità di ribadire questo concetto: agricoltura e sostenibilità vanno di pari passo, soprattutto in Veneto, e oggi sentiremo tante storie che raccontano questo ed è assolutamente fondamentale.